Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano. Fioi siamo su NBA e promessa mantenuta dal Cume. Fioi, me l'avete chiesto in tanti. Grazie per il supporto nelle dirette, nel supporto mentale e anche materiale, ragazzi, perché veramente con le donazioni siete stati meravigliosi. E alla Fioi il Cume porta NBA in modalità diventa un figo, siamo su PC e la grafica devo dire che è tutta un'altra cosa rispetto alla PlayStation. Con la 1080 posso permettermi il massimo. E poi chiaramente la serie sarà tutta in diretta, però sto primo video ce lo spariamo così per presentare un po' la serie. Siamo campioni del mondo in carica perché nell'ultimo video abbiamo presentato i Miami che hanno vinto l'anello grazie al Cume, quindi siamo pronti a cominciare. Ripeto, sarà questo primo video così in differita e poi saranno quasi tutti in live chiaramente. Buono, allora scegliamo la... cosa scegliamo qua di college? Louisville, Arizona, Georgetown, Kansas, Illinois, Oklahoma, Michigan, Wake Forest. Ma non lo so ragazzi, non lo so. Dove possiamo andare? Non so, mi ispira Arizona. Ok. With an American flag draped behind him, in some homage to the president. Apparently. Who knows? Maybe this kid aspires to be the president of basketball. I don't know what kids these days think, but I do think this kid has potential. But it's overcoming the obstacles that make you great. He's off to a great start with his college choice, no doubt. But he has to focus on the game. Ok. Va bene. Ah, possiamo giocare... ma quindi devo giocare... No, aspetta, no, non sto capendo, aspetta. Ok, casa dolce casa. Ma devo farle tutte, devo farle chiaramente. Vabbè, proviamo la prima insieme, vediamo. Sto capendo un cazzo, però va bene. Insomma. Non sto capendo, il Cume non capisce. E siamo qua pronti per affrontare un'altra carriera. L'ho promesso, raga, non potevo mancare a questa cosa. Eccoci qua. Eccolo, me lo godo. Me lo godo. Guarda che grafica. Sì, che spam però. What's up, coach? You hear that? Oh yeah. You feeling that? Yeah. Direi che siamo carichi. Non mi ricordo più i tasti però. Non mi ricordo più un cazzo, è ufficiale. These fans can be your best friend or your worst enemy, all right? Head coach would never tell you this, but when you get out there tonight, I want you to put on a show. Win this crowd over, okay? Va bene. Mio padre diceva sempre. Ciao papino. Hear that? They're playing your song, friend. Let's go. All right. Come on. Go get at it. Dai ragazzi. Guardali, guardali. Ok ragazzi, ci siamo sistemato due cose, figata. Andiamo. E comincia signori il primo pick and Cume. E si comincia raga, si comincia. E si comincia raga, si comincia. Non mi ricordo molti tasti, però va bene. E subito il Cume vuole dispensare. Ecco, facciamo già di merda. Ok, primi due punticini. Vai raga, siamo sempre noi, siamo dei playmaker particolari, alti comunque. 1,92. La mia altezza alla fine. Occhio. E vai che recuperiamo palla, vai che andiamo. Comunque la grafica, cioè PC rispetto a console è paurosa, c'è poco da fare.
Ecco la gratificazione del Cume! Yes! Oh, yes! Dai ragazzuoli, dai. Vai, si prende palla, vai che andiamo, questo va da solo. Sì, volevo il passaggio come su, su PES, ma era un po' impossibile. Sta puntata pilota. Attenzione qua, no, il triplone. Ma non ci sono i segni, quanti assist ho fatto, forse non c'è ancora col college, non mi ricordo più. Ma cosa mi ha messo in faccia quella troiona? Aspettate un attimo ragazzi. Ok ragazzi, eccoci qua, ho fatto la foto per l'anteprima. Yes. Aggiornamento richiesto. Vabbè, sto giocando però, cazzo. Lero. Dai ragazzuoli. Ci vuole il primo tiro però. Ocio. Bello. Bisogna mettere i primi punti perché vuole spettacolo. Yes! E Veneziano comincia a marciare. Veneziano marcia. Ecco. Lui ce l'ha sempre 10 minuti nelle partite. Adesso devo sistemare un po' qua chiaramente i settaggi, ma... Yes! Solo rete! Mamma mia come siamo partiti! Adesso non so, chiaramente siamo molto più forti degli avversari perché dobbiamo diventare delle stelle, quindi sarà molto più semplice. Questo lo sento di dirlo che siamo a livello All Star, quindi... Cioè sono un po' pippe loro. Dai, divertiamoci allora. Devo trovare il pertugio. Bello, buon giro. Ah, peccato. Un attacco non meraviglioso comunque. E non può riprendere la mano, Fioi, E vai, eccolo qua il come anche di rimbalzo. Jump session! Yuhu! E quanto me lo godo questo Kume, quanto me lo godo. Non è che sono pippe loro confronto a noi. Attenzione! E il Kume ruba palla! Il Kume la ruba! Però non schiaccia, forse non ho ancora l'abilità, cazzo. Peccato. Cazzo, provo lo schiacciare, Dio Christiansen. Ma siamo troppo più forti, Fioi. Dai, Fioi, dai, Fioi. Marchiamoli sti stronzi. E altro rimbalzo, il Kume sta veramente dominando la scena. Ragioniamo. Buono. Il pick and Kume, ragazzi. Senza il pick and Kume non so stare io. Attacco non meraviglioso. Dobbiamo cambiare un attimo attacco.
E arriva anche lo stoppone! Mamma mia, signori. Guardalo, guardalo, lanciatissimo. Che cube, signori. Grandi. Ma guarda come si gasano. Yeah, Mom, you know, we Ma- don't have a lot of free time, you know what I mean? No, I hope you at least have time to eat. You're skinny enough as it is, and I don't know where you get it from. Your daddy was as big as a house. Yeah, I know, but the feeding is pretty good here. We have these meal plans too that are pretty good, but Ah, solo un tempo potevo fare, sto cercando di capire, raga. Well, that's good. How's the team looking? Are you starting? well, coach hasn't exactly told us yet. Well, who else is going to start ahead of you? Adesso sto ragionamento richiesto a fanculo. Guys, they have women aren't as good as you. I know that. The one boy can't even shoot. Do you need me to talk to the coach? Yeah, Mom, why don't you give the coach a call? I think he'd really appreciate it. See, you're playing around. But son, good luck. You know your dad would be happy just to see you in uniform. Oh, fatalità, che pazzo. Ecco. Siamo senza il papà. Bene, mi piace. 25 rebounds a game. I need more trophies on my shelf. All right. Sì, però non spacchi i coglioni così, però. See you later, baby. I love you. Love you too, Mom. Bye. Ciao, mamma. Ciao, amore, ciao. Mom gives me no love. Oh, man, she wasn't even talking about you. Uh-huh. How's she doing anyway, Prez? Prez, never gonna live that down, huh? Man, you gotta live up to it. I think that's the point. I mean, how's she gonna lead us to a title? Me? Nah, I'm a freshman. So, hey, look, I'm trying to win a title before I graduate. So, I'm passing you the ball every possession. Just no look down so you can dunk. Wait. You're not gonna... If you pass out of a double team, I'll shoot. Just consider me Steve Curry, you 96 MJ. 96 MJ, all right. I'll see what I can do. Che figata. Come on, pay up. Look, man, it was all that talk about MJ. You I know, distracted I me. know, I know. I was on the Give phone me- with my yeah, mom, man. thank you for That the doesn't Gatorade. count. No, I know. It doesn't? You All right, gonna let's blame run your it back. mom now? Run it back. Run it back. Run You're, it you're back. a sore Run it loser. back. Best 2 out of 3. Who puts it on their mom? I was on the phone. You weren't on the phone. Oh, okay, all right. We'll go again. Yeah, I let's done go won again. 3 straight already. Okay, keep talking. Bello, bello, ragazzi, mi piace, mi piace. Allora possiamo anche chiuderla qua la puntata pilota. Ok. Per questo ce lo dovevamo giocare in live tutti insieme, appassionatamente. Senza fare quell'aggiornamento richiesto che mi sta abbastanza sul cazzo. Speriamo Alex Kennedy, speriamo il buon Kennedy. Stima draft metà primo turno. Ok, ma... Ah, ok, posso fare le altre. In realtà non... Facciamo una bella cosa, raga, quando siamo in diretta me la spiegate sta cosa, perché in realtà non me l'ha segnata come è fatta, potrei ancora farla volendo. Vabbè, noi le facciamo tutte comunque. Raga, ci becchiamo online, live in diretta. Scusate, no, allora ci becchiamo in diretta, così iniziamo bene la carriera insieme. Questo ripeto era un primo video. E niente più, sotto il comodone veneziano. Siamo di nuovo su NBA e voglio vincere il titolo. Vediamo se riusciamo a magari strappare un contratto con i Clippers, perché voglio giocare insieme a Gianpaolo Blake Griffin, che me lo godo abbastanza. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!